Bentrovati e bentrovati all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. Mentre l'aria fredda continua ad agire sul nord Italia, un ricarico umido dal Mar Ligure porta precipitazioni sulla Liguria centro-orientale, con neve oltre i 700-800 metri sull'Appennino. Giovedì 1 gennaio, prime precipitazioni da metà mattinata sul settore centrale a carattere nevoso nella zona dell'Avetro e del Trebbia a partire dai 700 e gli 800 metri, cieli nuvolosi a levante e sereni a ponente. Nel pomeriggio precipitazioni dal Genovesato verso est a carattere moderato sul Tigullio e relativo entroterra, velature in transito a ponente dal tardo pomeriggio. Venti inizialmente a regime di scirocco sul centro-levante, dai quadranti settentrionali su Savonese ed Imperiese, dal pomeriggio in serata libeccio teso con forti raffiche sul mare davanti all'Imperiese sui capi esposti. Mare poco mosso al mattino, da mosso a molto mosso nel pomeriggio e in serata e temperature con le minime in generale calo. Sulla costa andremo dai 2 ai 13 gradi e all'interno dai meno 5 ai 7 gradi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di venerdì 2 gennaio, nel corso della notte e le prime ore del mattino le ultime precipitazioni a levante prima di una fase sostanzialmente più asciutta ma caratterizzata comunque da nubi sparse sul centro-levante. Possibili banchi di nebbia in mattinata sui versanti padani del settore centrale, cieli sereni a ponente per tutto l'arco della giornata. Vento forte a regime di libeccio con raffiche fino a 80-90 km/h sul mare davanti all'Imperiese sui capi esposti, fra deboli e moderati altrove. Mare molto mosso, agitato al largo e a levante in serata e temperature con le minime in aumento sul centro-levante, massime stazionarie o in lieve aumento.